Ci sono i ceri, Qual è il prodotto legato alla festa di Sant'Agata che si vende di più? Beh, per tradizione il croccante di mandorla e le revette di Sant'Agata. Ma in più o meno rispetto al passato? Ma signora, molto meno. Quando veniva un cliente e mi lasciava i 50 euro, adesso non lo fa più. Cioè, ma se no lascia da 5 a 10 euro. Ci sono molti turisti attratti dalla festa, Sì. curiosi di assaggiare i prodotti legati alla tradizione oppure no? Tantissimi, signora. Vedo clienti comunque da quasi tutto il mondo. Vengono dal Giappone, dalla Cina, dappertutto, signora. E cosa chiedono di più? Vogliono assaggiare tutti i croccantini alle mandorle. Anche perché, diciamo, c'è un aspetto bellissimo. Cioè vedo un prodotto nuovo che è la mela caramellata. Sì, signora, nuovo, questo c'è da sempre. È un prodotto semplicissimo. La mela fresca bagnata nel caramello. E dà un effetto bellissimo. Desta curiosità. Solo là. Sì. Desta molta curiosità, sì. Tu sei giovanissimo, però hai 16 anni, no? Però sei 16 li faccio a cresciuto breve. nel culto della tradizione di Sant'Agata. Sono cresciuto nel culto della tradizione. Comunque sono cresciuto qui dietro, dietro al banco, da piccolo. Che cos'è Sant'Agata per te? Beh, Sant'Agata per me è una festa bellissima. Per me è la festa più bella, perché non girate molto ed è la più bella che ho visto. Sant'Agata è. Cioè Sant'Agata proprio in sé, la santa per me è vita. Come va la vendita dello zucchero filato? Non molto bene, perché ce ne sono tanti, quindi non riusciamo a vendere quello che si dovrebbe vendere. Cioè, prima ne facevamo tipo 50 zuccheri, adesso ne possiamo fare 10. La crisi Oggi. si fa sentire anche in queste cose. Sì, molto. Ma i turisti sono attratti da queste tradizioni? Sì, però li trovano da tutte le parti ormai. Prima era una cosa che diciamo trovavano soltanto qua. Sono più i Adesso- bambini forse che... Sì, i bambini sì. Vendono pazzi. Buongiorno, buona giornata. Il sacco per grazia ricevuta. Sì. Quanto tempo fa? Cosa è successo? 20 novembre, no, ero disoccupato, venivo dalla Germania, che ero senza lavoro, ho trovato come si chiama e ho trovato il lavoro. E lei da 29 anni ogni anno porta il sacco. Ha trovato lavoro grazie a Sant'Agata. Poi la ditta è fallita, mi faccio parte dell'associazione Sant'Agata Cattedrale. Quindi ogni anno? Vende il sacco, due volte all'anno. In agosto e a febbraio. Sia 4 e 5 sia 12 per l'ottava. Ok. E ha chiesto altre grazie a Sant'Agata? Sì. Le ha chieste altre? No, non ho chiesto solo questo. Avevo questa storia che lei mi sta raccontando. 1943. Sì, cosa è successo nel Allora, 1943? L'arcivescovo l'ha presa. L'arcivescovo? Patarei, l'ha Patarei. portata a Feri Cosa? Il busto di Sant'Agata? Sì, e lì hanno messo i sacchi di sabbia sì, dentro la cappella di Sant'Agata. sì. Ma questo per cosa? Per proteggerlo? Perché gli inglesi se lo potevano portare per fatto della corona. Ah, gli inglesi se lo volevano portare perché la corona si in dice Inghilterra. che è del Riccardo Cuore di Leone. Sì, certo. Ma quindi gli inglesi volevano portare il busto reliquiario in In Inghilterra Inghilterra, e perché Catania si rimaneva senza. e invece è stato salvato così. Se sono salvato Patarei, l'ha nascosta a Feri, A la fazione Fleri, di a Safferano. Zafferana. È scomparso il vescovo e anche Sant'Agata. E però adesso è qua. Ora che si fa, già sta Patarei. Perché abbiamo amici siciliani che abitano qui a Catania Sì? e loro noi hanno detto per anni e anni che noi non conosciamo la Catania senza aver visto anche la festa di Sant'Agata. Quindi ora la visita è completa. Ah sì, penso di forse domani sera sì. Sarà completa della festa di Sant'Agata. I fuochi artificiali ieri sera, veramente sì.